Siccome ho fatto un'intervista durante la settimana scorsa che mi è piaciuta molto e mi è rimasta impressa anche perché era un po' particolare, no? Allora chiedo alla regia di mandare in onda e vi chiedo gentilmente a voi di seguirla attentamente perché è un'intervista un po' diversa dal solito. Guardatela. Buonasera signora Buonasera, Pirro. prego, accomodatevi. E abbiamo il piacere di avere con noi Eleonora Berto, che è la moglie di Andrea Pirobò. Siamo venuti a disturbarla, prima di tutto la ringrazio che ci ha ospitato. Nessun problema, grazie a voi, grazie di essere venuti. Ecco, allora iniziamo questa chiacchierata così per sapere quando ha conosciuto Andrea Pirobò. Ci siamo conosciuti a scuola, alle superiori, quindi tantissimo tempo fa. Siamo sposati da 19 anni e siamo stati fidanzati 5 quasi, quindi dall'89 che ci conosciamo. Era rompiscatole quando cercava di corteggiarla, di dire dai Eleonora ti voglio bene, cioè No, molto timido, sì, un timidone direi. ha portato le rose subito in prima elementare. No, un po' dopo delle elementari però no, è sempre stato molto timido. La storia che inizia praticamente da ragazzini, si ricorda il primo bacio, quando è stato il primo bacio, perché tanti anni è difficile se lo ricorda e dove anche. Allora, ai giardini, alle mura di Cittadella, e non mi ricordo sinceramente tanti anni fa, veramente tanti anni fa, perché io avevo 16 anni, lui ne aveva 20 circa, quindi siamo ancora nel vecchio stampo, si andava con calma, con molta calma rispetto ai giovani d'oggi. Vi siete conosciuti quando Andrea doveva ancora iniziare a fare la vera carriera da calciatore, ecco. Lui giocava già, lavorava di giorno perché lavorava al distributore con i suoi fratelli e alla sera faceva allenamento col Cittadella. Poi lui giocava già, io non sapevo che lui giocasse, siamo conosciuti a scuola perché dopo lui ha smesso di andare a scuola e ha cominciato a lavorare, però comunque si allenava nel frattempo e quindi giocava già nel Cittadella quando ci siamo conosciuti. Così era bravo a scuola. Così, Non tanto, ma poi diciamo che amava più giocare a calcio che studiare. quando l'ha conosciuto, avete iniziato la vostra storia, cosa hai iniziato a apprezzare di Andrea, di come si comportava, insomma, del ragazzo squisito che poi ha fatto vedere di essere? Ma è sempre stato un ragazzo tranquillo, buono, di sani principi, di sani valori, quindi una persona buona, una persona che non si è mai montata la testa, anche se magari iniziava a giocare a calcio, poteva anche montarsi un po' la testa, invece è sempre stato molto umile. Ecco, l'umiltà forse è stata la cosa che ho apprezzato di più. 16 anni, innamorata, dopo quanto è arrivato il matrimonio? Dopo 5 anni, io 21, lui 25, e ci siamo sposati e siamo andati ad Andria, in quel di Andria. Ma è stato lui a dire Eleonora ci sposiamo, ha insistito. Lui giocava con la Massese, quindi ci vedevamo molto poco perché io studiavo ancora, facevo il quinto anno alle superiori e una volta non è che si conviveva, cioè una volta insomma 20 anni fa era una famiglia molto tradizionale la mia e la sua, quindi o ti sposi o ti sposi perché non è che ti puoi... E abbiamo deciso di sposarci e siamo andati in quel di Fidelità a Bari, insomma. Poi avete avuto 2 figli che poi andremo a conoscere, Filippo, Lucrezia, Crezia che è un po' più grandino. 16 anni, Lucrezia, sì. Chi hanno preso i bambini dalla mamma o dal papà? Il papà dice dalla mamma, soprattutto Lucrezia, perché è un po' carattere un po' forte. Filippo un po' più dal papà.
Torniamo al matrimonio, 5 anni vi siete sposati, poi una vita, tanti anni assieme, dunque 19 anni credo di aver capito, dunque davvero tanti, insomma non è poco. 19 anni vissuti con un calciatore, come sono stati questi 19 anni? Non sono stati proprio facili, soprattutto all'inizio perché il primo anno appena sposata, appena uscita di casa, la vita devi comunque basare sui suoi ritmi, sui suoi orari, sulle sue partite, sul suo modo di mangiare, sul suo modo di dormire. Però insomma siamo cresciuti assieme, quindi questo ci ha aiutato molto perché siamo abituati a crescere così, a vivere così, e per noi adesso è diventata una routine. Quando arriva a casa Andrea perde. Una tragedia. Io mi ricordo ancora la partita col Novara, è stata una tragedia. Io ero a letto perché era tardi, perché poi sono rimasti in spogliatoio quando ho giocato, che è entrato al posto di Cordaz l'ultima volta, che avevamo perso 5, 6, non mi ricordo neanche 6. Ecco, Filippo è la memoria storica. E si è seduto sul letto col giubbino attorno e non se lo toglieva, è rimasto lì imbalsamato. Io continuavo a dire: Andrea, spogliati, ma vieni a letto, è l'una. E lui diceva: no, non è possibile, non mi è mai successo di prenderti. Era proprio un'altra persona. Una tragedia, infatti ho detto basta, siamo troppo vecchi, non sopportiamo più le sconfitte. Però poi insomma trova le motivazioni, le trova, dà motivazioni anche ai ragazzi, e ci tiene. Questi anni di carriera ha avuto anche tante soddisfazioni Andrea Pirobon, perché la prima, la ricordiamo, giocare fino a questa età, insomma. Sicuramente sono molte più le soddisfazioni che le sconfitte che ha avuto. E forse per questo che è arrivato anche a questa età, no? Ha trovato le motivazioni, ha trovato appunto ripartito sempre dalle gioie che ha avuto, l'ultima quest'anno che ha fatto l'ultima partita che non se l'aspettava, e quindi quello è stato sicuramente una ripartita per fare poi ancora un altro anno, insomma, per decidere di fare ancora quest'anno. Quanto giocherà Andrea? Glielo chiede mai? Dice: amore mio, giocherò tanto, cosa dice? Dico: basta, smetti perché io sono troppo vecchia per supportare queste. Cosa farà dopo? Credo che a lui piacerebbe rimanere comunque all'interno della società o comunque nel mondo del calcio come allenatore di portieri, perché insomma lui ha già fatto il patentino per questo e sarebbe, penso, il suo sogno continuare. Una delle cose belle, poi tra le tante cose belle di Andrea, è che ha iniziato a giocare a Cittadella e terminerà naturalmente a Cittadella, voluto da Angelo Gabrielli, voluto dall'ambiente, applaudito da tutti, insomma credo nel piccolo sia una bella situazione sua e anche della moglie, visto che lei è di Cittadella. Sì, no, assolutamente. Quando siamo tornati da Ferrara sembrava fosse l'ultimo anno. Angelo, il presidente Gabrielli, l'ha chiamato e ha detto: vieni, finisci qui la carriera, hai cominciato qui, sei di Cittadella, ci tengo, e lui non se l'è fatto ripetere, insomma è stato contentissimo di questo, e sono passati 9 anni, quindi da 1 o 2 sono 9. Cosa le fa arrabbiare di più di Andrea? Sarà qualcosa, adesso me lo deve dire. Che è tanto pignolo, quello sì, a volte dicono sì, lascia perdere, e poi che se la prende appunto per la squadra, se vede che magari i ragazzi non sono concentrati come lui vorrebbe, dice oggi vabbè, insomma, vedrai che andrà bene, però li difende sempre comunque. Quando trova qualcuno per strada dice però ma questo, quello, lui, no, vi state sbagliando perché vedrete che alla lunga viene fuori, è bravo, è forte, li difende comunque sempre. Maloso, orgoglioso, cocciuto? No, un po' permaloso, sì. Orgoglioso no, neanche tanto cocciuto, no. La cosa che la fa più arrabbiare, che fa lei l'onore nei suoi confronti? Che faccio io? Forse voglio sempre avere l'ultima parola. Allora lui si arrabbia? Sì, io sono molto più cocciuta di lui.
Ascolta, quello che ha detto, adesso Eleonora deve dirgli una cosa ad Andrea che non gli ha mai detto, è difficile dopo 19 anni di matrimonio, 5 di fidanzamento, però una cosa che non l'ha mai detto, che la sente questa sera per la prima volta. Credo che non sono una che chiacchiera abbastanza, quindi le cose, anche perché se le devo dire le dico, magari passo un minuto però gliele dico, quindi non c'è niente. No, lui a me ha fatto una promessa quest'anno e spero la mantenga, se vorrà dirlo lui cos'è ve la dirà. La chiederemo. E quindi spero che mantieni la promessa che mi hai fatto Insisto, ce la dirà lui, insomma, perché può dircela lui, può dircela. Sì, sì, assolutamente sì, non è niente di che. Cosa non apprezza Andrea, che parla con lei ovviamente, io parlo sempre nel vostro rapporto, del mondo del calcio? No, l'unica cosa che sento che un po' si arrabbia è quando vede i giovani che sa che hanno una fortuna in mano e che magari non la sanno sfruttare. E anche ai ragazzi dice: siete fortunati, avete talento, state concentrati, lavorate sodo perché avete veramente una fortuna, siete fortunati e sfruttatela al meglio. Questo. Eleonora segue tutte le partite di Andrea, va tutte le domeniche allo stadio, perlomeno quelle che gioca in casa ovviamente. In casa quando posso, sì, quando non avevo i bambini andavo anche in trasferta, adesso insomma le esigenze sono cambiate perché Filippo gioca anche lui e quindi ci dividiamo un po' tra uno e l'altro. Da fidanzati inizialmente si va ancora con più voglia. Esatto. E cosa le fa arrabbiare di più quando criticano Andrea, i tifosi, se qualcuno lo critica? Cosa fa arrabbiare di più allo stadio? La gente cos'è che fa arrabbiare di più la moglie di un giocatore? Quando li offendono personalmente, offendono la famiglia, cioè possono contestare il fatto che non stiano giocando bene o che comunque non sono in giornata, però quando sono offensivi nei confronti dei giocatori della famiglia questo mi dà fastidio. Dicevamo non c'è la bambina, però c'è Filippo, vieni qua Filippo, vieni vicino a noi, lo portiamo qui con noi, vieni qua in mezzo a noi. Filippo, che hai i capelli tagliati a El Shaarawy, visto che sei tifoso del Milan, hai i capelli tagliati a El Shaarawy? Sì, Come mai? Sei tifoso del Milan o del Cittadella? di tutti e due. Di più. Del Cioè, Cittadella. domani c'è Milan o Cittadella, chi vuoi che vinca? Cittadella. Cittadella. Tu giochi con il Cittadella, però col Milan perdi ogni volta quando giochi contro il Milan. No. Come no? L'ultima volta hai perso l'ultima volta. Beh, contro il Milan sì, ma tipo contro l'Accademia Milan vinciamo sempre. Ah, bravo. Allora Filippo cosa diventerà? Vuole diventare un giocatore da grande? Sì, In che ruolo? centrocampista. Dei piedi buoni, quelli tipo Pirlo, tanto per farne uno. Sì. No, perché gioca nella Juve e non ti piace tanto. Beh, ho giocato anche con il Milan. Ah, vedo che ricordi bene tutto. A scuola va bene Filippo? Sì. Sì, tutto a posto. La fidanzata ce l'hai? No. Insomma tutto bene. Allora la carriera da calciatore, Filippo va bene. Il papà è bravo come portiere, gli hai spiegato qualcosa, qualche volta si commette qualche errore, gli ha spiegato che deve migliorare dove, se gliel'hai spiegato. No, gli ho detto che deve buttarsi di più. E dove si butta? E dove lo fai buttare? Magari quando non può farci niente, almeno prova e si butta. Ah, ho capito. Allora facciamolo, diamo questo consiglio. Quando viene hai dato consiglio che si deve buttare. Leonora, l'ultima domanda, vero? Ne ringraziarla di averci avuto come ospiti qui da lei. Tutto bello nella vita. Il calcio ci ha dato tanto, io lo dico sempre, però insomma ci ha anche privato di qualche cosina. Per esempio l'anno scorso il giorno di Natale sono partiti al mattino, il giorno di Natale non c'erano e per noi insomma il giorno di Natale è comunque la famiglia, la festa. Poi insomma ci ha dato tanto, quindi va bene così. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Do you feel it just enough? When you tease me, it's so icy. Can I take it for eternity? But do you feel enough? Do you feel it just enough? Era doveroso, ti faccio che un applauso, doveroso. Faccio un applauso a voi perché veramente
Era doveroso dedicarti questo servizio dopo tanti anni di carriera. L'unica cosa che ci eravamo raccomandati quel giorno che siamo andati con la troupe e con Elisabetta, che sia i figli sia la moglie non te lo dicessero, e mi auguro che sia No, stata... in effetti per me è stata una sorpresa incredibile veramente, perché doveva non essere m'ha una detto niente, sorpresa, questo ve però lo posso devi giurare. dirci cosa gli hai promesso. No, beh, alla fine dell'anno avevo mezza intenzione di smettere, però dopo l'ultima partita è andata bene. Aspetta, scusa se ti interrompo, dopo hai incontrato me un giorno Ecco, su un campo, è vero, è partita di vero. beneficenza, Abbiamo mi fatto ha una detto, partita ma di te cosa dici? Posso giocare ancora un anno? Che devo battere il record? E ho detto, ma te puoi giocare ancora 10 anni? Come dici? No, no, è vero, questo Fulvio è vero, ci siamo trovati una partita a beneficenza e ero un po'... Vedevo cosa, cioè volevo ancora pensare cosa fare quest'anno, insomma, però ti dico, l'ultima partita mi ha dato tantissimo perché è stata una cosa inaspettata e entrare all'ultima partita dove il mister mi chiama 3 ore prima della partita e mi dice oggi ho bisogno di te, vuol dire che cioè, per me questa è stata un attestato di stima Quindi cosa le veramente... avevi promesso alla Leonora? No, alla Leonora, siccome l'anno scorso ci sono stati dei momenti veramente difficili dove mi ha visto veramente nervoso, mi ha visto, sai, come ha detto lei, io ci tengo tantissimo, ci tengo tanto al Cittadella e io voglio fare il mio lavoro al 100, anzi 150%, perché io do tutto me stesso per la maglia, per quello che sto facendo. E l'anno scorso magari me la sono presa anche se non giocavo, però vedevo che magari in determinati momenti non riuscivo magari forse a dare quello che volevo dare ai ragazzi, alla squadra. Allora arrivavo a casa nervoso, magari la notte anche non dormivo. E allora Eleonora mi ha detto quest'anno se vuoi continuare devi viverla meglio e devi farmi una promessa che sicuramente starà un po' più tranquillo, anche perché se no... Non che smetti l'anno prossimo, quindi. No, no, beh, questo sicuramente non è che posso andare avanti sempre, però gli ho fatto questa promessa, insomma, di vivere meglio l'annata, meglio tutto, perché altrimenti cioè, sono arrivato alla fine dell'anno che era veramente, non dico esaurito, però, Bene, però tanto. non ti sei neanche espresso sul servizio, ti è piaciuto almeno? Benissimo, complimenti, te li faccio volentieri perché